Grazie, siamo al centro della Sicilia, tra Caltanissetta e Canicattì, in piena collina, quindi con grandi escursioni fra il giorno e la notte. Stiamo bevendo, abbiamo nel bicchiere il nostro Hermosa, in onore a una delle varietà di rosa che circondano i nostri vigneti, coltivati con metodo biologico, ed è un grillo macerato 30 giorni sulle bucce. Sì, che ha macerato sulle bucce. Quando è difficili, chi ascolta non lo sa. certo. Cosa significa? Significa che manteniamo il contatto, infatti per l'estero è uno skin contact, no? Spariamocela questa cosa. Manteniamo il liquido, quindi il mosto atto a diventare vino, a contatto con le bucce, proprio il famoso cappello che sta a contatto con le bucce per dare una maggiore concentrazione di profumi ma anche di colore. Abbiamo un vino questo giallo intenso, ma anche il questo sapore giallo forte intenso, abbiamo sentito, è bello intenso, sì, molto buono. sì, assolutamente sì, c'è proprio questo scambio, no? Questa osmosi fra le bucce che contengono il meglio dell'uva, ecco. Da quanti anni voi producete? Masseria del Feudo nasce nel 1900 e fra alterne coltivazioni siamo sempre un'azienda agricola diversificata, produciamo frutta, pesche, prugne, albicocche, grano e vigneti da più di 30 anni ormai. Invece imbottigliamo soltanto le nostre uve, i nostri 15 ettari vitati dal 2001. Tuo fratello, che so che siete due, cioè Assolutamente sì, il Deus sei Ex tu, Machina è Francesco, assolutamente. Che si occupa di cosa? Non saprei di tutto, si occupa di tutto, si occupa della gestione dei vigneti, dell'intera azienda agricola in realtà. Io mi occupo di vendere, che non è roba da poco, ragazzi. Certo, ma tu vinci facile. No, assolutamente no. Sono i vini che vincono questo facile senso, perché vinci facile perché il vino è abbiamo una buono. abbiamo una qualità, cerchiamo di lavorare sempre, ogni giorno, per mantenere alta la qualità. La masseria fa anche accoglienza? Sì, abbiamo una piccolissima ospitalità, abbiamo circa una ventina di posti letto dove offriamo la colazione per quanto possibile con le nostre marmellate, con tutto ciò che l'azienda offre, e ci divertiamo proprio ad offrire questi panieri a chilometro zero. Ovviamente vino e olio sono i nostri. Ma com'è produrre vino? Io sono sempre chiesto da consumatore, la vita di chi produce, commercializza vino, come la descriveresti? Allora, anche qui la risposta è facile perché è una vita bellissima Giovanni, soprattutto perché sei a contatto con la natura, ma è una vita fatta anche di grandi responsabilità. Uno, perché siamo sotto il cielo quest'estate, non parliamo di cose brutte, ma abbiamo avuto una vendemmia impegnativa, si sa, raccolta delle pesche idem. Vabbè, diciamolo per chi ascolta che il comparto vitivinicolo è stato stroncato dalla peronospera. Ma un po' tutta l'agricoltura in generale, la mancanza di acqua, insomma, però oggi vediamo cose belle, parliamo positive. Di vino, quindi vediamo solo cose positive. No, ma io le cose ci tengo a dirlo, però e lo in ripeto, realtà che loro sappiano che chi quando si beve un bicchiere di vino in realtà si sta supportando. Che cosa c'è dentro? C'è dentro tanta cosa fatica. C'è dentro? 75 Diciamo. ml. Ma io stessa quando ho iniziato, anche se io arrivo dal mondo del latte, perché avevo un allevamento di vacche da latte sempre all'interno di Masseria, sì, quindi dal liquido bianco sono passata al giallo del vino bianco e al rosso del vino rosso. In realtà non ti rendi conto, nel nostro caso c'è la responsabilità di portare avanti un'azienda che appartiene alla nostra famiglia da 4 generazioni e cercare di fare tutto al meglio, di mantenere il lavoro per i nostri operai, insomma c'è veramente tanto. E poi c'è la bellezza, come dicevo prima, di stare a contatto con la natura, quella è impagabile. Durante il lockdown noi non ci siamo fermati, anzi la vigna cresceva a dismisura, abbiamo piantato 2 nuovi vigneti, raccogliamo i frutti presto, di Nerello Mascalese e Frappato, insomma Masseria del Feudo non si ferma. A me piace assaggiare i vini diversi, eccetera, e dico sempre il vino è un messaggero, perché nasce in un luogo, c'è qualcuno che ne ha preso cura, arriva da altre parti del mondo, le etichette raccontano cose, eccetera, e il vino anche ha i suoi sapori. Che messaggio manda per te il vostro Hermosa? Esatto, dici che messaggio, chi beverà questo? Meravigliosa, perché Hermosa è una delle varietà di rosa che circondano il nostro vigneto, in spagnolo vuol dire meravigliosa, anche bellissima, per cui non c'è cosa più auguriosa di questo. Meraviglioso, il vino è assolutamente condivisione, il vino è messaggero di tempo trascorso bene e ricordando tutto quello che c'è dietro e dentro, soprattutto una bottiglia di vino. Complimenti.
Viva Masseria del Feudo, vi verremo a trovare. Vi aspettiamo con Complimenti moltissimo a te e a tuo piacere. fratello Grazie. per questa grande Grazie. missione che portate avanti. Grazie ragazzi, grazie mille.